Memoria di Santa Cecilia, Vergine e Martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e fede, per la potenza del sia voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Cristo eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci allieti con la memoria conciliazione che Cristo tuo Figlio opera nei suoi fedeli. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nel secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli inerbate, a cibarsi di carne suine proibite. Soprattutto la madre era ammirevole, degna di gloriosa memoria, perché per 7 figli un solo giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprava diceva loro: non so come siate apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane, che era ancora vivo, e non solo a parole, ma con giuramenti, prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe dava per nulla queste parole. Il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio. Chinatasi su di lui, vexandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età, che ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi, e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è oggi l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli,
accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme della miseria. Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: che aspettate? Non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Contemplando il tuo volto. La mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ti sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio. Come pupilla agli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ti sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per il segno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttato 10. Gli disse: bene, servo buono. Si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttata 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso così. Disse poi: rilevatela 10. Gli risposero:
Signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Cecilia è una delle 7 giovani martiri di cui si fa menzione nella preghiera eucaristica. Il suo culto si diffuse dovunque, prendendo l'avvio di una passione nella quale viene esaltata come modello di vergine cristiana. Più tardiva è l'interpretazione di secondo libro di Maccabei ci ha raccontato della madre di 7 figli che sopporta tutto serenamente la loro morte, martirio per le speranze poste nel Signore. Non solo, ma li sostiene nella loro eroica fedeltà. Anche il più giovane dei figli viene esortato a sopportare la morte in vista della nuova vita con lei e coi fratelli nel giorno della misericordia. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, sappi che Dio li ha creati non da cose preesistenti, tale è anche l'origine del genere umano. Al re, il giovane figlio predice il giudizio di Dio come condanna. Ai talenti, alle vite, che i 7, il secondo la fruttifica in 5, e il terzo servo che invece di moltiplicarla per paura del re la nasconde in un fazzoletto. A chi ha sarà dato, risponde il Signore, a chi non ha sarà tolto anche quel poco che gli è stato dato. Fratelli e sorelle, il Vangelo ci esorta a non vivere pigramente, ma con impegno laborioso, mettendo a frutto i doni di Dio. Su questo impegno avverrà un severo giudizio di premiazione o di condanna. Il Signore ha affidato a noi le sue ricchezze, il tesoro della vita, dell'amore, dei beni terreni. Mettere la vita intera al servizio del prossimo e fare il perdio sono necessarie per ricevere l'amore libero e trasformante che Dio stesso ci offre. Carissimi, riflettiamo a come viviamo la nostra vita, come Dio vuole o in maniera egoistica da persone non responsabili del giudizio che avremo. Signore, donami un cuore capace di amare come il tuo. Madre Teresa di Calcutta questo ci consiglia. Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Come noi ci giudichiamo, come siamo al cospetto di Dio, nella prima espressione o ci riconosciamo nella seconda realtà. Abbiamo oggi di tutte per il bene nostro, per il bene dei fratelli, a gloria di Dio.
Signore ci invita a prendere coscienza dei doni che ci ha fatto, perché possiamo portare frutti abbondanti. Diciamo insieme: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Perché ogni persona sia attenta alla presenza silenziosa della grazia e del bene. Preghiamo. Dio della vita, La Chiesa manifesti la gloria del Padre attraverso l'impegno paziente nell'evangelizzazione, il coraggio e la perseveranza nella prova. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché coloro che soffrono a causa dei propri limiti e della propria perché siete i diritti e la dignità di tutti i lavoratori. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché la nostra comunità non si lasci vincere dalla pigrizia e dalla sfiducia di fronte agli insuccessi e alle avversità, ma ponga la sua speranza nel Signore. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Dio, creatore del cielo e della terra, che hai fatto l'uomo a tua immagine, fa che, riconoscenti per la vita ricevuta e per i doni coi quali l'hai arricchita, portiamo frutti abbondanti per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo frutto che di cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e benedetto, Signore, che ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, oh Signore, dalle nostre colpe, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Cecilia, ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Cecilia a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inerti del per Cristo. Noi ti innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Tu il Signore, Dio dell'universo, i cieli
sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nel tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, un'alleanza. Per la gloria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta nella in unione con il nostro miteri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Cecilia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dallo spirito del Vangelo osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, lascio la pace mia per i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i alla cena. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Alleluia.
Preghiamo. Nella gioia di questo giorno abbiamo ricevuto, Signore, i tuoi santi doni. A noi che annunciamo con questo divino convito la morte del Figlio tuo, concedi di partecipare insieme alla Santa Martire Cecilia alla sua gloriosa risurrezione e rivive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Di San Giuseppe, benedicate Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.